io questa notte ho dormito veramente bene, soprattutto perché sono andato a letto alle 2:30 e mi sono svegliato a mezzogiorno e mezza. Sì, avevo un cicino di sonno, ma non tanto, cioè giusto così per gradire. Mi sento molto molto meglio. Ragazzi, questo pomeriggio è il momento di migliorare un po' la grafica del canale. Guardate! Ho un logo, finalmente, dopo tanto tempo. E adesso vedo bene cosa aggiungere, come aggiungerlo. Nient'altro. Paolo Rossi. Doccia calda, casa. Dopo questa doccia sarò ufficialmente tornato alla vita. Così mi sento molto da tipo di Hunger Games. Quella pelata di qua e quei capelli lunghi dall'altro lato. Yes! No, ok, però sto abbastanza malino. Soprattutto perché c'è il taglio qua in mezzo che... Cibo, 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 doppio cibo, 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 cibo. A Vicenza, quando i due gatti fanno così, noi li mangiamo. Ta-na-na. Ta-na-na. Ta-ta-ta-ta-ta-na-na. Adesso si sentono un po' in imbarazzo perché li guardiamo. Lotta, lotta, lotta. Sì. Allora, dato tu, Ragazzi, dai sta barbecue. se esiste un paradiso, io l'ho appena trovato. Ragazzi, sono veramente euforico, come quando guardo un forno spento. Cibo. Ragazzi, qua c'è il mio cibo da vicentino e purtroppo è ancora vivo. Questo è il mio cibo. Saluta, cibo. Il cibo non è molto collaboroso. Mi dispiace, il cibo non è collaboroso. Lo so, per voi l'ultimo momento di ieri era mentre giocavo con dei gatti. Ma fidatevi, è meglio così se la serata non l'ho continuata a riprendere. Comunque, buongiorno. Oggi ci si prepara, pranzetto con gli amici e poi si riparte. Niente, io voglio mangiare leggero, quindi... Dai. Sì, Auro, non c'è bisogno che fai sì col... Cliccavo la foto, non voglio scattare. Esatto, per YouTube. Valle no! Ragazzi, voglio stare leggero. Cibo! E niente, visto che un round non era sufficiente, round numero 2. Così, oggi voglio strafare. Oddio. Cibo. Ragazzi, questo è il credo. Questo è il credo di ogni parmigiano. È bellissimo. Potrei piangere. Stesso se ti lascio in stazione. No, povero Auro, non lasciare in stazione. Lasciate un dislike per tutti quelli che non vogliono lasciare Auro in stazione. Il Parma, la Parma. Mi mancava. Ciao Parma. Sì, ho capelli legati. Pomeriggio. Io sto stanchissimo. Siamo stati qua in una zona nerd a giocare un po' a carte. Noioso, sì. Mi sono annoiato parecchio. Adesso prendo una valigia e si va in stazione a piedi. Sono stanco, stanchissimo. Sarà lunga, sarà molto lunga. Soprattutto perché il borsone pesa più di me. Porca troia. Reggio Emilia. Adesso si aspetta. C'è freddo. Sì, freddo. Tornato. E adesso si sfoggia la valigia
i letti dopo. Prima mangio, c'ho fame! Esperimento di mamma. Vediamo come sono venuti. Alle tanti. Vedete il letto? Sì, lo so, vi capisco, è da fare. Però io voglio provare a fare una cosa. Tipo nel Mago di Oz. Tipo così. Ha funzionato! Ha funzionato! Ragazzuoli, è arrivato l'ordine. Metto un po' più comodo. Professionale. Qua ci sono dentro le istruzioni, bellissime, che Santos si è proprio in a leggere. Le cuffiette Bluetooth. Il cavo per ricaricarlo, che hanno la presa verso il mio telefono. Gommine di ricambio. E queste che cacchio sono? E non so cosa di ricambio! Ciao! Senza cavi! Spero si senta bene, anche se il microfono l'ho testato e si sentiva bene, quindi... Che bello! E dalle cuffiette nuove è tutto.